Allora, sono nata in paese e sarò giunta qui a Cantemì. La mia zitellina si è passata in un ambiente magnifico, nella natura. La natura era acqua linda, aria fresca. Ma ricordo l'inverno quando nevava, ci arrizzava man mano e c'era un paesaggio magnifico, meraviglioso. Era un libro di scoperta. Abbiamo l'occasione di conoscere l'arbore, i pianti, gli animali. Oggi i zitelli ci andissero in un parco. Noi oggi domandateli se l'hanno visto una libellula, se le conoscono un cattello montanino, una vellola e tant'altri. Abbiamo soprattutto l'affezione, la fratellanza e i vicini erano cugini. A Zitellina perché abbiamo la libertà, c'era la sicurezza, non abbiamo mica bisogno di esorbiati. Eravamo sgualtri, digorditi, cullavamo davanti all'arbore, a cogliere i rece, a cogliere i frutti, andavamo al fiume. Erano momenti di libertà, abbiamo giochi semplici come a mora, a scugazzo, a pizzetta, il cerco. L'aiuto che esisteva, la solidarietà, l'affezione. Oggi il techo non crede mica o vomito. Oggi a Corsica perde la sua anima. Non c'è più il culto della persona dell'altro, io dico, del prossimo. È ciò che posso rincrescere. So piuttosto né l'uno né l'altro, perché ci sono vantaggi e poi, ma c'è soprattutto la violenza e la droga. Questa per la gioventù è ciò che è il peggio. Dunque penso che l'educazione può giocare una funzione di maniera a preservare tutti quelli che vengono. Pigliate, rispettate la vita, pigliate primura da famiglia. Gli amici sono amici, ma acqua corre e sangue stringe. E poi diciamo, tenete conto della nostra terra, le nostre pietre. E non vi fate mica spogliare.